A voi tutti questo ringraziamento appunto che va soprattutto agli organizzatori della Via dei Berici, un evento di grandissima rilevanza sportiva ma anche soprattutto di promozione culturale e turistica e sociale, articolato in più manifestazioni, gare, competizioni che animerà le strade di Vicenza e dei Colli Berici dal 4 al 6 ottobre. Particolarmente importante appunto questo evento per tutta la provincia di Vicenza. Trovo inoltre molto bella l'idea di combinare tra loro, quasi intrecciandoli, percorsi non competitivi aperti a tutti gli appassionati, dal gravel cadenzati su più distanze e quindi con diversi livelli di difficoltà, accessibili dunque a un grande pubblico di appassionati, affiancando a questa una competizione di mountain bike di grandissimo livello che merita una platea di pubblico internazionale. Ecco allora che la grande gara di mountain bike a fianco alla versatilità della bicicletta gravel che permette sia di affrontare appunto diverse tipologie di percorso, dallo sterrato alla ghiaia, alla strada normale, al sentiero in terra battuta, mettendo alla prova ma anche divertendo l'appassionato. Da questo punto di vista i Colli Berici, come ci siamo detti più volte col collega Zecchinato, sono un'autentica miniera in grado di appagare le esigenze di atleti e di appassionati di ogni livello. Non parliamo poi della danza su pedali, esperienza indoor cycling di cui parlerà sicuramente molto meglio di me Angelo Furlan. Io posso solo dire che questi 3 giorni dedicati a Vicenza, ai Berici, sono una vera festa dello sport e di ciò ringrazio gli organizzatori. Lo dico anche da vicepresidente della Lega Ciclismo Professionistico Italiano, dove stiamo cercando di far sì che gli eventi che coinvolgono i grandi atleti, i grandi professionisti possano avere un riverbero sul territorio, sia per la promozione del territorio ma anche per la promozione della disciplina ciclistica in tutte le sue sfaccettature. Quindi anche questo evento indoor sicuramente aiuterà a creare appunto attenzione verso le due ruote in una terra, mi permetto di dire, che ha una grandissima tradizione dal punto di vista ciclistico, qua ne abbiamo un esempio, ma anche dal punto di vista dei costruttori sia di mezzi, di accessori, di abbigliamento, che vede appunto nel territorio veneto una grande diciamo così, piattaforma logistico-produttiva. Quindi ringrazio veramente gli organizzatori e cedo la parola al collega Marco Zecchinato che ha fortemente voluto questa presentazione oggi qui a Palazzo Ferrofini. Marco, prego, passa tu al centro. Beh, innanzitutto voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, perché oltre che essere Presidente del Consiglio è anche un appassionato anche lui di ciclismo, e questo fa piacere, fa bene al ciclismo, fa bene al territorio, come avete sentito. Innanzitutto voglio salutare Angelo Furlan, che è il Project Manager della Via dei Berici, nonché ex professionista di ciclismo conosciuto nel mondo del ciclismo, a Federico Casalini, un benvenuto, che è responsabile della logistica della Via dei Berici, e anche ad Andrea Cazzola, anche lui è responsabile della logistica della Via dei Berici, in questo caso gravel, non mountain bike. Saluto anche Eugenio Gonzato, sindaco di Villaga, nonché presidente dell'intesa programmatica dei 24 comuni dell'area berica, 24 comuni in parte dei quali sono interessati proprio dal tracciato del percorso sia della gara di mountain bike sia della gravel del sabato. Come si diceva prima, la Via di Berici significa tantissimi eventi, oltre che ciclismo agonistico, perché la domenica è appunto una gara, c'è ciclismo appunto amatoriale, ciclismo escursionistico, attività per i giovani, ma significa anche enogastronomia, significa territorio, significa cultura e significa arte, perché Vicenza è la città d'arte, la città del Palladio, e i di Berici con il loro paesaggio non sono da meno, con le loro ville. È una manifestazione cresciuta tanti anni fa, vale la pena da parte mia spendere alcune parole, visto che ho partecipato a uno dei primi eventi ancora tantissimi anni fa, e l'anno scorso, dopo tanti anni, ho partecipato nuovamente alla gravel, e devo dire che è un'emozione unica. Sento ancora il rumore della ghiaia quando si parte lungo queste ciclabili, queste stradine, queste cararecce sterrate,
e poi appunto l'amicizia, la convivialità che c'è in queste manifestazioni. Un percorso bellissimo che consente di toccare paesaggi veramente mozzafiato, ma anche di assaporare proprio i gusti del territorio, perché ai ristori, almeno nella gravel che ho potuto fare, si assaporano veramente dei cibi locali, cibi tradizionali, che spesso per chi come me non è tantissimo allenato consente anche di recuperare energie. È un percorso questo che vi ha portato, in questo caso appunto dico progettuale, ad un evento diverso rispetto al passato, un evento innovativo, un evento nel quale tutti crediamo fortemente. Oggi appunto ce lo illustreranno Angelo, Andrea e Federico. E come si diceva prima, c'è un indotto sul mondo del ciclismo. In Italia contiamo circa 10 milioni di appassionati di ciclismo, 4 milioni fanno sport e vediamo che è in costante crescita proprio il ciclismo anche amatoriale. Come Regione Veneto abbiamo cercato di agevolare questo percorso anche infrastrutturando il territorio. Da poco abbiamo inaugurato la Treviso Stiglia, è già presente la Vicenza 90 come ciclabili. I comuni si sono mossi tantissimo, un plauso va ai sindaci che ci stanno ascoltando e anche al presidente della provincia di Vicenza che è in collegamento, perché stanno collegando i centri con il sistema di ciclabili. Quindi il ciclismo è fortemente in movimento, per usare un termine consono al ciclismo, in quest'area che crede molto nello sviluppo anche turistico. Io chiudo qui, credo sia una grande manifestazione, vi ringrazio per essere qui oggi e naturalmente vi do appuntamento al primo fine settimana di ottobre a frequentare Vicenza. Chiamerei qui per un breve saluto il sindaco di Villaga che, come dicevo, è in rappresentanza anche di tutti i sindaci dell'area Berica per un breve saluto. Grazie. La mia presenza oggi qui è per manifestare gratitudine, intanto per la presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Consigliere regionale che hanno voluto dare, come dire, sottolineare l'importanza di questa manifestazione. Saluto in maniera, come dire, quasi affettuosa perché lui lavora da tanti anni per il territorio, Angelo Furlan e i suoi collaboratori. Voglio proprio confermare la gratitudine del territorio dell'area berica e dei Colli Iberici, no, per queste persone che lavorano incondizionatamente per promuovere il turismo dal punto di vista, diciamo così, proprio come fruizione del territorio, perché loro, attraverso la loro manifestazione, attraverso le gare sui Colli Iberici, promuovono non solo il territorio di Iberici, ma anche tutta la produzione enogastronomica. Ecco, quindi sono degli ambasciatori del nostro territorio. Grazie per quello che fate, grazie per il tempo che ci dedicate e l'area vi darà sempre un appoggio per queste iniziative. Grazie, perché sappiate che uno dei punti importanti sul piano strategico è che l'area berica ha messo come tra i primi punti, no, dei propri obiettivi quello di valorizzare sempre di più il cicloturismo. Grazie quindi. Grazie, ringrazio il Presidente di Intesa Programmatica e nonché Sindaco di Villaga Eugenio Gonzato. Adesso siamo arrivati al momento clou, lascerei la parola e la conduzione ad Angelo Furlan e agli altri interventi, per cui vai Angelo. Mi metto da qua che così non impallo lo schermo. Grazie mille Marco, Roberto e grazie Eugenio, grazie alla Regione Veneto che ci ospitano qui. Per noi è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione essere qui oggi a presentarvi questo progetto che raccoglie un'eredità importante che è quello della Via dei Iberici, che è stata una manifestazione di cui ha fatto parte il qui presente Andrea Cazzola, una manifestazione che per noi vicentini porta in dote un valore veramente importante. Questa manifestazione è nata da un bellissimo intento degli amici di Sant'Agostino che poi l'hanno portata ad avere un sacco di partecipanti, anche 4.000 partecipanti, se non erro anche qualcosa di più Andrea, che è durata fino al 2018. E come amanti del territorio, quando la Via dei Iberici, prima edizione, ha chiuso i battenti, ci siamo rimasti un po' male perché comunque Vicenza e noi del territorio, insomma, ci teniamo tantissimo a portare in alto Vicenza, i Colli Iberici e tutto il Veneto. Ma questa sensazione è diventata ancora più grande in uno dei momenti, vediamo se mi va avanti qui, vai con la presentazione. Ok, uno di quei momenti
in cui tutti noi che siamo qui, visto che siamo parecchi vicentini, ti fermi. Io ho avuto la fortuna di fare il ciclista professionista per tanti anni su strada. È stata una scelta per fare il ciclista di lavoro, ma sono partito da BMX, ho fatto mountain bike, ho avuto la fortuna insomma di fare un sacco di discipline, e anche durante la carriera mi dilettavo nei Colli Iberici ad allenarmi anche con la mountain bike. Finita la carriera, un po' di anni fa, mi sono fermato un attimo a riflettere, e avendo avuto la fortuna di vedere dalle piazze più lussuose, perché mi immagino le volte che eravamo in Qatar magari con i rubinetti dorati, o quelle volte delle piazze più sperdute che eravamo al limite con delle realtà difficili, ecco, mi sono sempre detto, ma caspita, noi a Vicenza, nei Colli Iberici, abbiamo un patrimonio artistico, in Veneto abbiamo un patrimonio artistico-culturale che può essere ancora più valorizzato, ed è diventata una ragione di vita, perché si sa, a fine carriera tanti sportivi o vanno a fare il direttore sportivo o vanno a fare delle cose che sono fantastiche, però ho detto no, io in cuor mio, noi dobbiamo fare qualcosa di più per questo territorio, e un atleta che ha avuto la fortuna di essere professionista deve passare la vita a dire cosa ho fatto per il mio territorio. Benissimo, la Via dei Iberici è questo, cosa stiamo facendo per il nostro territorio? E da allora ho detto riprendiamo questa eredità. Ho chiesto il permesso, abbiamo chiesto il permesso a chi ha reso grande la Via dei Iberici fino al 2018, a cui veramente vanno fatte un sacco di complimenti e un grazie nostro infinito, perché è una manifestazione basata su un'etica incredibile. Abbiamo detto riprendiamola nel 2023, in 5 anni il mondo è cambiato, e abbiamo fatto un format che vuole avere un'azione detonante anche per altre realtà, dato che dall'anno scorso, quando abbiamo iniziato con questa nuova avventura della Via dei Iberici, sono partite un sacco di altre iniziative, e quindi un primo obiettivo per noi è già stato raggiunto, ovvero quello di andare a riaccendere la scintilla che era sopita in tutti coloro i quali magari avevano un po' perso l'animo, lo spirito, è difficile fare le cose, burocraticamente sempre più difficile, i costi si sono decuplicati. Benissimo, la Via dei Iberici un primo obiettivo l'ha già raggiunto, ovvero di riaccendere la scintilla in tutti coloro i quali fanno manifestazioni nell'area iberica, tanto che dall'anno scorso, quando abbiamo iniziato con la Via dei Iberici, io ho contato almeno 20 social ride da altri vari enti organizzativi che noi un po' alla volta vogliamo lanciare il messaggio che la Via dei Iberici può e deve essere la festa anche di fine stagione per tutte queste associazioni. Per far questo ovviamente non lo si fa da soli, abbiamo cercato di creare un dream team, non per ego, ma un dream team dal punto di vista organizzativo, di persone che hanno già organizzato questi eventi o che comunque hanno delle idee chiare, ed ecco perché abbiamo richiamato Andrea Cazzola, che aveva detto basta con la Via dei Iberici. Gli ho detto vedrai, non c'è solo un po' di cose da fare, ma Andrea Cazzola fisicamente ha mantenuto in piedi la Via dei Iberici negli ultimi anni, insieme a sua moglie Tizi, e gli ho detto dai vieni, ma no, non lo so, finché alla fine abbiamo fatto ripartire anche la scintilla in Andrea, che si occuperà della logistica gravel, e Federico Casalini di X-Event, che gestisce una società che è esperta in un'organizzazione di gare di mountain bike di alto livello. Per cui c'è sì la parte emozionale, ma c'è anche la parte razionale. Per quanto riguarda ex professionisti che comunque hanno a cuore il loro territorio, nello staff è presente Filippo Pozzato, che come il sottoscritto ha una passione incredibile per il territorio, per la rivisitazione moderna di cosa può offrire il ciclismo, visto che abbiamo messo il naso fuori da casa, abbiamo detto nei Colli Iberici possiamo fare qualcosa di bello in Veneto e a Vicenza, e anche perché come il sottoscritto Filippo Pozzato ha a cuore le tematiche giovanili, tematica che ha molto a cuore la Via dei Iberici, perché il ciclismo degli adulti ha senso quando sostiene quello giovanile. È una frase fatta che diciamo 1000 volte, qui dobbiamo dargli concretezza, perché un ciclista adulto, agonista, amatore che fa delle cose fine a se stessi, a noi, per nostro modo di vedere, sono cose che alla fine non lasciano un segno. Lasciare un segno per noi vuol dire fare qualcosa che sia di ispirazione per le generazioni future, e questo è la Via dei Iberici. Quindi siamo un gruppo di persone che ha questi obiettivi. Ovviamente gli obiettivi della manifestazione sono quelli di far scoprire Vicenza, il Veneto, i Colli Iberici a livello internazionale, a livello nazionale. Ecco perché noi vorremmo che questo diventasse un appuntamento fisso da tutta Italia. Già l'anno scorso chi è venuto da Roma ha detto sai, noi abbiamo Roma, è difficile trovare qualcosa di più bello, ma Vicenza ci ha stupito positivamente. Noi non sapevamo che c'era una cosa così incredibile in Corso Palladio, Piazza dei Signori, la Rotonda, e non sapevamo di questa natura incontaminata che c'è all'interno dei Colli Iberici. Dico incontaminata perché
sappiamo come alcune ragioni del cicloturismo siano in questo momento inflazionate. Benissimo, i Colli Iberici possono essere una valida alternativa a tutte quelle che sono già le mete cicloturistiche italiane, perché, lo diciamo con cognizione di causa, ognuno che viene e che portiamo a girare qua resta veramente stupito. E quindi noi dobbiamo incentivare le persone di tutte le età, le dinamiche di inclusione, dobbiamo sicuramente incentivare le persone a scoprire il patrimonio enogastronomico, ma poi vi spiegherà anche Andrea cos'è la Gravel e su cosa si basa per quanto riguarda l'enogastronomia. Vediamo se riesco ad andare avanti un attimo. Sì. Ok. Una delle tematiche importanti è la tematica green. I trofei e quant'altro, le medaglie di finish sono fatte con materiale riciclato e tutto ciò che facciamo durante l'anno è volto a instaurare una cultura green nei partecipanti. Vado nel programma velocemente, poi lascio la parola a Andrea. Quindi questo è il programma previsionale di quest'anno. Siccome il sottoscritto è un velocista, tante cose noi sicuramente ci piace programmarle, ma siamo ancora in una fase di anno 0 bis, perché quest'anno cambieremo la logistica, non si partirà più da Viale Mazzini, che l'anno scorso ci è stata concessa in deroga dalla sovrintendenza, ma un altro obiettivo della Via dei Berici è quello di aiutare l'amministrazione comunale di Vicenza, che ringraziamo, a far partire Parco della Pace, che è una zona che è stata ristrutturata, e manifestazioni come la Via dei Berici avranno un ruolo chiave fondamentale nel donare alla città un parco che noi speriamo, anzi auspichiamo che venga destinato a tutte le attività sportive, giovanili e sia il polmone verde della città da cui parte la Via dei Berici. Insomma, quindi partiremo il venerdì con una night ride alla sera. Ci sarà l'apertura delle iscrizioni e anche lì, per strizzare l'occhiolino al mondo giovane e all'aggregazione, andremo a fare un DJ set per tutti quelli che saranno poi un tipo di utenza giovane, ma anche no, perché vediamo, stiamo contrattando che DJ prende, perché abbiamo tra di noi sempre delle varie contrattazioni su che fascia d'età andare a prendere. Vorremmo prenderle tutte, ma magari quando sarà una settimana di Via dei Berici lo faremo. Il sabato, molto importante, ci sarà l'apertura della segreteria, va bene sempre la mattina presto. L'anno scorso c'erano anche delle cose da mangiare, ma non vogliamo svelarvi troppe cose, perché poi uno dice vengo qua, sai che i ciclisti stanno attenti alla linea, ma quelli della Gravel no, perché sono tutti un po' con la corporatura come la mia, per cui sarà un'esperienza più enogastronomica, diciamo, anche se l'altro giorno che abbiamo fatto il percorso siamo partiti all'alba e siamo arrivati al tramonto. Avevo i tempi un po' diversi di quando correvo, però questo è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. C'è una partenza emozionale, ovviamente la Gravel ha 3 percorsi, ma la partenza emozionale tutti assieme ha il suo perché. Da lì si trasformerà tutto in una festa fino a sera, perché mano a mano che arriveranno i partecipanti che saranno contenti da quello che hanno mangiato nel percorso, ci sarà una festa che dura fino a sera. Cosa molto importante, al pomeriggio c'è la Via dei Berici Kids, anche questo in collaborazione con MST si auspica di diventare un appuntamento fisso per i giovanissimi. Quest'anno faremo ancora i giovanissimi, l'anno prossimo in collaborazione con i comitati e quant'altro estenderemo ed esordienti ed allievi, questo per dare una continuità proprio a livello giovanile, e su questa cosa ci crediamo fortemente. Quindi nella Bike Arena, che sarà anche il teatro di arrivo e di partenza della mountain bike, ci sarà questa arena dove c'è questo percorso, dove bambini, famiglie saranno lì, partecipano alla Via dei Berici, possono decidere come farlo e vedranno anche e soprattutto i giovanissimi che accendono scintille. Alla sera anche qua facciamo un concerto rock, appunto perché il ciclismo per noi è rock e quindi va proposto in maniera da attirare anche persone che non necessariamente va in bicicletta, per far vedere che questo è un mondo meraviglioso. E poi andiamo alla domenica, dove c'è il main event, che è quello appunto della mountain bike, la domenica mattina, che è una gara nazionale che poi vi spiegherà Federico Casalini. Questa è la vera gara di mountain bike dei Colli Iberici, perché i Colli Iberici sono un fantastico labirinto, vale a dire che noi che li giriamo da 40 anni riusciamo ogni anno a trovare anfratti nuovi. I Colli Iberici hanno un'unicità, ecco perché crediamo fortemente nella mountain bike, anche se in questo momento la gravel è la bicicletta che tutti utilizzano, ma con la mountain bike nei Colli Iberici hai infinite soluzioni. Si aprono sentieri, si chiudono, puoi fare un sacco di cose, e i Colli Iberici hanno una cosa unica che non ha nessun altro colle d'Italia, che per il modo in cui sono disposti rispetto al sole hanno quella cosa che si chiama biodiversità.
Questo sia dal punto di vista paesaggistico è un patrimonio incredibile, dal punto di vista tecnico lo è ancora di più, perché gli atleti che fanno mountain bike possono trovare un percorso da un tasso tecnico come se avessero 5 situazioni di taglia in una, perché possono trovare il sasso viscido, possono trovare il ghiaino, possono trovare il fango, terreno argilloso, sabbioso, tutto questo in un'unica manifestazione, quindi anche dal punto di vista tecnico è una manifestazione unica nel suo genere. Poi ci saranno le premiazioni alle 14:30 e ovviamente i volontari faremo la festa, qui non è a calendario, ma faremo la festa la domenica sera. Molto importante il lavoro dei volontari. Un'altra cosa di cui andiamo particolarmente fieri è che grazie alla Via dei Berici l'anno scorso abbiamo ripulito 50 km di sentieri. Questo fatto esclusivamente da volontari che con mezzi personali sono andati nel bosco e hanno ridonato alla comunità tutti dei sentieri che con il fatto che non c'era più la Via dei Berici si erano chiusi, e quindi quando uno dice bene cosa fa di buono la Via dei Berici, questa è una delle cose principali di cui andiamo particolarmente fieri, che è quella appunto di ridare alla comunità dei passaggi che altrimenti non ci sarebbero. E quindi ci rimbocchiamo le maniche, ci diamo da fare. Questo è un po' il principio della Via dei Berici. Andiamo ancora avanti e faccio intervenire qui Andrea Cazzola. Andrea Cazzola gli va dato un applauso particolare, perché come vi ho detto è stata colui il quale ha curato la logistica della Via dei Berici prima edizione. Noi sappiamo quanto bravo è Andrea, e Andrea adesso è diventato il numero 1 nell'organizzazione di eventi gravel, a sua insaputa. Probabilmente deve chiedere. Grazie Angelo, grazie a voi per l'invito, sono onorato di essere qui. Allora, in due parole cos'è il gravel? Ormai si sa, perché non è più una novità, ma è giusto proprio spendere qualche secondo sulla definizione del gravel. Il gravel è quella disciplina che tramite una bici che è polivalente permette di andare sia nello sterrato che nell'asfalto, e soprattutto ti dà il pretesto di non andare a ricercare il cronometro a tutti i costi. Perché uno con la bici gravel dice: la bici gravel non devo fare la corsa e arrivare primo su una salita. E quindi per noi è stato l'ideale far confluire quella parte goliardica della Via dei Berici del passato, quella non agonistica, nel gravel. Gravel per noi non significa solo quel tipo di bicicletta lì, perché evidentemente ci sono i percorsi che sono adatti alla bici elettrica, alla mountain bike, quindi non devi avere la gravel per partecipare alla Via dei Berici Gravel. Noi vogliamo far confluire appunto lì tutto questo mondo goliardico, turistico, amante dei percorsi, sì, dello sforzo fisico, ma anche dell'enogastronomia. Infatti proponiamo 3 percorsi, uno adatto un po' a tutti, uno medio che è fatta trade union, con quello più complicato effettivamente, che è quello anche più bello, di 140 km con 1700 metri di dislivello, che però è consigliabile, è veramente consigliabile da fare, perché fa vedere tutti i colli iberici con quelle biodiversità di cui parlava Angelo, e soprattutto per i ristori, perché anche qui l'anno scorso abbiamo avuto un grande successo, molti complimenti per il territorio, per il percorso, ma anche per i ristori, tanto che abbiamo aumentato il numero di ristori per il percorso corto. Per il percorso lungo addirittura ci sono 4 ristori, ma più di qualcuno ancora adesso, che ormai tutto è definito e quindi non possiamo inserirne altri, si propone come punto ristoro, perché vuole far vedere la peculiarità magari del posto e del cibo che può proporre. Quest'anno ci aiuta anche Campagna Amica e Coldiretti nell'allestimento di un paio di ristori con la tipicoteca, quindi prodotti tipici del territorio, una vetrina importante, perché alla fine la gente è ammagliata sì dal percorso, ma va a casa con il gusto anche del baccalà, perché l'anno scorso abbiamo fatto in un ristoro, grazie a Viale, un ristoro a base di baccalà, che non è stato disdegnato, anzi, nonostante lo sforzo. Esatto. E a Villaga, ad esempio, abbiamo addirittura il sindaco, non citato,
che si è prestato a fare servizio di ristoro, quindi è bella questo circolo virtuoso che si sta innescando, è bello e ci inorgoglisce. Quindi invitiamo tutti, allenati e non allenati, a partecipare al Gravel della Via dei Berici, e lasceremo a tutti un libretto, si chiama Gravel Book. Questa è una cosa anche questa che uno si porta a casa, perché nel passaggio di ristori metteremo un timbro di vidimazione del passaggio, e quindi si andrà anche a casa con un ricordo del territorio con le mappe. Grazie mille Andrea, grazie di cuore per esserti volontariamente candidato a organizzare tutto questo. E passerei a Federico Casalini, a cui va un plauso speciale, presidente di X-Event, perché è quello che fa Federico, oltre a organizzare la mountain bike. Abbiamo detto prima, in 5 anni è cambiato il mondo, ci sono regolamenti molto più giustamente severi e molto più anche una parte burocratica consistente a cui far fronte, e ci vogliono persone veramente competenti. Abbiamo individuato in Federico Casalini con X7 la persona giusta, e si porta sulle spalle tutto il peso di, non so dirlo in maniera elegante, di tutte le difficoltà che dietro le quinte ci sono nell'organizzazione di un evento, per cui grazie Federico, e se vuoi illustrare la gara di mountain bike, che è l'evento clou comunque della domenica. Schiaccia il bottone verde. Buongiorno a tutti, aggiungerei le fantasie tue e le fantasie anche di Andrea. Allora, a parte gli scherzi, è davvero un privilegio lavorare all'interno di questo gruppo, di questo team. E l'anno scorso, che è stata l'edizione 0, o la prima edizione, uno mette quello che vuole, prendere in mano tecnicamente un evento così prestigioso come la Via di Berici mountain bike, organizzata dal team di Andrea, era motivo di grande tensione per il sottoscritto, che arriva poi a fine stagione. È venuto fuori un grande evento nel suo complesso. Davvero questa seconda edizione ci confermeremo, questo lo dico proprio da professionista. La Via di Berici quest'anno sarà gara nazionale. Ce l'hanno già chiesta anche, ci hanno già chiesto di renderla già internazionale dalla terza edizione, quindi davanti a sé questa manifestazione ha davanti un futuro più che roseo. Vado velocissimo. Il percorso rimarrà pressoché invariato rispetto all'edizione 2023 nella parte fuoristrada. Cambierà la parte iniziale proprio perché partiremo da Parco della Pace, quindi la prima parte sarà una parte La prima parte sarà come possiamo dire, una velocità controllata all'interno della città, quindi passeremo per le piazze importanti di Vicenza, Corso Palladio, per arrivare poi ai piedi dei Monti Berici, e da lì partirà il cronometro della gara. E ritorneranno comunque a Vicenza con il cronometro, quindi solo la parte iniziale sarà fino ai piedi dei Monti Berici, controllata per far vedere un po' la cartolina di Vicenza. Ricordiamo che la gara andrà in differita su Rai Sport, questo è anche molto molto importante. Il percorso fantastico, davvero veramente molto molto bello. Io personalmente ho ricevuto tanti complimenti in privato per il disegno del percorso 2023, ecco perché l'abbiamo confermato anche nel 2024. Evento clou del progetto La Via di Berici Vicenza. Sì, è vero che l'evento clou va a chiudere un insieme di eventi molto molto belli, e che piace molto proprio questo format ideato da Angelo Furlan. È una gara agonistica, però è aperta un po' a tutti, anche ai meno allenati. Okay? Quindi molti si stanno iscrivendo anche se non sono tesserati agonisti, ma si stanno iscrivendo. Ovviamente c'è poi una tessera da aggiungere, però si stanno iscrivendo anche delle persone meno allenate, attratte proprio dalla bellezza dell'edizione 2023 come è stata comunicata.
Io non ho nient'altro da aggiungere, non so se Angelo vuole agganciare a qualcosa, ma credo che è un percorso che non sarà 60 km, vero? Perché la prima parte è controllata, è meno di 60 km e poco più di 1000 metri di dislivello. È veramente aperto a tutti, è bellissimo. Grazie mille Federico. Nient'altro da aggiungere, avrei da aggiungere per farvi star qua un anno intero, ma non è la mia intenzione. Come vi dicevo prima, la cosa che voglio aggiungere è che chiaramente noi, essendo del territorio, potremo essere di parte, ma abbiamo un parametro di confronto del tutto obiettivo che, come vi dicevo in apertura, è la fortuna di avere messo il naso fuori da casa per tanti anni. E quindi dalla passione dei bambini e dell'amore per il nostro territorio abbiamo avuto il modo di vedere cosa c'è fuori da casa, e la Via dei Berici è diventata la nostra missione di vita per portare Vicenza, i Colli Berici e il Veneto dove si meritano, molto più in alto di dove sono in questo momento, anche se già i risultati sono buoni. E questo vuole essere proprio il punto anche poi per strutturare un qualcosa che, diciamoci la verità, si parla tanto di turismo in bici, ma attualmente non siamo del tutto pronti. Ma la Via dei Berici nei prossimi anni ha anche come frecce nell'arco quella di creare dei workshop, di diventare un punto di riferimento anche per tutti coloro i quali si vogliono formare in maniera professionale per creare ricettività su una regione che al momento ha ancora tanta strada da fare, ma vogliamo fare da apripista in questo, senza voler essere esosi nel farlo, ma in primis con l'amore che abbiamo per questo territorio. Ecco perché il villaggio deve essere una sorta di piazza. L'anno scorso, bellissima, al cospetto della Viale Mazzini, era sviluppata in lungo. Quest'anno, anche sull'esperienza dell'anno zero, quest'anno sarà un anno zero bis, perché abbiamo dovuto ricreare una logistica da zero. Come vedete c'è la Bike Arena che deve diventare il fulcro dell'energia, dell'attività dei bambini, dell'arrivo gravel, della partenza e dell'arrivo del mountain bike. Abbiamo cercato di far sì che sia un villaggio di felicità dove c'è gente che può arrivare e vedere cosa di buono può fare la bici per tutte le età e per tutti i generi, anche per le tematiche dell'inclusione, perché ci saranno appunto delle associazioni che hanno spazio del tutto libero, e difatti noi abbiamo destinato un'area associazioni dove uno si può aggiungere anche all'ultimo minuto, e tutte le realtà di territorio che vogliono promuovere la propria attività, tutte le associazioni di territorio sanno che hanno sempre le porte aperte e avranno sempre le porte aperte da parte della Via dei Berici. È stato proprio destinato questo spazio pronto per essere riempito anche la sera prima, qualora arrivasse un ente benefico. Abbiamo avuto un sacco di associazioni e quest'anno ne avremo ancora di più, insomma, perché un'altra cosa che ci preme è quella proprio di divulgare la cultura. Quest'anno, vi ho detto, partiamo il venerdì con questa Night Ride, il DJ set. Vado avanti veloce col programma. Un altro evento importantissimo che già ve l'ho anticipato prima è la Via dei Berici Kids. Provate a pensare che atmosfera magica si creerà con questa musica in sottofondo tutto il giorno e gli arrivi dei primi partecipanti gravel finché i bambini gareggiano con le famiglie. Insomma, io penso che questa sia l'accezione più pura di cosa vuol dire la parola sport con la S maiuscola. E non solo, perché Bimbi in Bici, grazie alla FIAB e con Campagna Amica e Coldiretti, faremo un'ulteriore attività, non solo per i bambini che fanno gare in bici, ma per i bambini che magari fino a quel giorno in bici ancora non c'erano andati, oppure vogliono fare un'attività con le famiglie. Ci sarà FIAB che ci aiuta e faremo un'attività con partenza da un punto della città, arrivo a Parco della Pace, attività a Parco della Pace con dei percorsi dedicati anche alle balance bike, che sono quelle bici piccoline per i bambini che ancora non possono pedalare, avranno questo percorso dedicato a loro. E comunque ci saranno gli interventi dei pediatri, ci saranno persone che parlano alle famiglie della sana alimentazione, quindi la Via dei Berici vuole portare in dote anche un messaggio culturale che serva a tutte le generazioni, sia dei genitori che dei bambini. Ci sarà una delle cose a cui tengo maggiormente, che è inclusa, a cui teniamo maggiormente, che è inclusa in quello di far stare, se ne parlava anche col presidente provinciale che ci sta seguendo. Uno degli altri obiettivi della Via dei Berici è quello di far stare le persone, quelli che vengono a accompagnare chi corre, in città più giorni possibili, quindi pernottamento, indotto per le realtà, per gli hotel, per i bed and breakfast, e in quest'ottica, oltre a tutte le attività che abbiamo fatto, c'è il Palladio Express. Grazie a Ride Alone
la moglie, il marito, le famiglie che vengono a accompagnare chi fa la gara o la gravel, magari non vogliono fare la gravel, benissimo, hanno un'opportunità grazie a Ride Alone di noleggiare una bici, c'è una guida dedicata, partono da Parco della Pace e andranno a fare delle visite guidate alla città. E questa è una cosa di cui andiamo orgogliosi, perché ci teniamo tantissimo che non venga vista una manifestazione solo fine a se stessa per la gara o per la pedalata, ma che la pedalata e la gara diventino un pretesto per mettere in risalto gli aspetti culturali, enogastronomici ed educativi che abbiamo così forte nella nostra provincia e nella nostra regione. Quindi anche questo diventa un motivo d'orgoglio, perché la cultura è di andare a vedere la città. Segmento e-bike, l'anno scorso ci è stato detto l'avete fatto troppo poco, quest'anno l'abbiamo rafforzato. Intanto al sabato, come ha detto Andrea, tutti vedono scritto gravel, magari dico gravel, no. Il sabato è aperto all'e-bike, per cui chi ha l'e-bike può fare il giro e iscriversi alla via di Verici Gravel. Se ciò non bastasse, ci saranno anche, per chi arriva, grazie sempre alla Ride Alone, delle e-bike che la gente potrà prendere e andare a provare questa bicicletta che così controversa in questo momento, perché molti dicono no, io non pedalerò mai con l'e-bike, vista in questo contesto per il puro muscolare. In realtà io ho visto tante persone che l'e-bike li ha fatte alzare dal divano, e quindi io dico, tra il divano e l'e-bike meglio creare la cultura del movimento, e quindi benvenuta e-bike nel mio senso, visto in questo punto di vista, ecco. Spazio associazioni, ve l'abbiamo detto prima, insomma questa è un'altra cosa a cui noi ci teniamo molto. Ci sarà ovviamente il servizio di meccanica, ci sarà il servizio di massaggi, ma lo spazio associazioni è una cosa di cui andiamo molto fieri. È un messaggio che ancora, ve lo dico sinceramente, facciamo fatica a far recepire, ma nei prossimi anni siamo sicuri che sarà ancora più forte. Quello che veramente la Via dei Berici apre le porte a tutte le realtà del territorio. Abbiamo chiamato 1-1 telefonicamente le associazioni che fanno attività di bici, ma anche altre attività, spazio aperto per le associazioni, quindi dai donatori del sangue, ai donatori degli organi, c'è un'altra attività con un altro ex professionista che si chiama Vento in Faccia di Andrea Ferrigato. Siamo in contatto anche con Andrea per cercare di allestire queste attività che fa pedalare con queste cargo bike delle persone che normalmente non potrebbero pedalare. Questi ragazzi e ragazze che per la prima volta sentono il vento in faccia urlano dalla felicità. Benissimo, queste sono associazioni benvenute a cui noi vogliamo dare molto spazio. Parco della Pace quest'anno ci permetterà di fare questo tipo di attività, perché è un parco molto ampio, per cui chi arriva con questo tipo di intento, insomma, ha tutti i metri quadri necessari per poter fare queste cose che anche ci fanno star bene. Berici Climbs lo conoscete bene, è venuto qui a fare la presentazione Matteo, è un concetto che si inserisce ed è gemellato con la Via di Berici per creare quel messaggio di ecosistema positivo all'interno dei Colli Berici, che sia bici da strada, che sia mountain bike, che sia gravel, che sia triciclo, che sia monociclo, a noi non interessa. A noi interessa veramente dare un segnale forte di che ecosistema positivo si può creare collaborando. E Berici Climbs è un concorso bellissimo, tra l'altro Eugenio lo conosce molto bene, insomma ci siamo sentiti più volte e ha seguito passo passo lo sviluppo, Marco lo stesso, che proprio ha queste 100 salite dei Colli Berici, e anche questo è un progetto nato di pari passo con noi che vuole far scoprire i Colli Berici in bici da corsa a tutte le persone, e anche questo un po' alla volta, ovviamente è un progetto giovane come il nostro, ma provate a pensare che sbocchi futuri può avere, perché le persone di tutta Italia, tutto il mondo vengono, guardano le salite e fanno questo progetto. Ovviamente a Matteo io dissi fin dall'inizio non deve diventare una gara, Berici Climbs a tempo. Ecco perché c'è abbinato un contest fotografico, e questo è volto proprio a far ammirare la gente e a fermarsi a guardare i Colli Berici, e questo contest fotografico verrà premiato proprio in occasione della Via di Berici, a sancire il gemellaggio che c'era di noi. L'intrattenimento per noi è importante, siamo in contrattazione con un paio di band, DJ set, adesso non è facile perché tante volte dico, arrivo tutto infervorato, mettiamo questa band, dopo gliela faccio vedere a mio figlio e dice papà sei vecchio, per cui anche lì non è facile inquadrare il target giusto per accontentare tutti. Faremo una serata per i giovani e una per i diversamente giovani, diciamo, per noi, cioè sostanzialmente. Adesso vediamo, perché... E allora Orietta Berti sia per Eugenio. Questo è molto importante, insomma, anche questa è una cosa itinerante, ogni anno cercheremo di cambiare, di rinfoltire la cosa. La novità di quest'anno è che comunque noi vogliamo che anche durante la giornata, in fase diurna, ci sia un'energia
con musica, intrattenimento. Ci piacerebbe premiare e onorare ogni persona che arriva. L'anno scorso è stato bello molto il momento quando il signor Tobaldini arrivò a notte inoltrata e Andrea Cazzola gli ha dato la medaglia come ultimo arrivato, e con Fare Veneto adesso mi bevo una birra, mi sento, e ciao a mia mogliere. Ha detto il signor Tobaldini, ok, ha fatto il lungo, è arrivato a scuro, adesso mi sento, portami una birra, adesso vien torme. Quello è stato un momento bello, nostro, folcloristico, però ecco, quest'anno daremo ancora più risalti a quei momenti, che poi sono i momenti più belli, quelli che ti danno più soddisfazioni, perché sorge veramente tanta empatia tra tutti quanti. Ho quasi finito, Questi sono gli obiettivi. Come anno zero siamo super soddisfatti. Chiaramente la Via dei Berici fino al 2018 faceva dei numeri incredibili che nessun'altra manifestazione fa, e nel 2023 diventa difficile, quasi impossibile fare i numeri della vecchia Via dei Berici. Contestualmente al 2023 vi posso assicurare che siamo più che soddisfatti, perché era un anno zero, era una squadra nuova, anche noi ci siamo trovati tra varie squadre di lavoro a lavorare tutti assieme lì in un evento così importante, per cui anche quello è stato un pressure test molto che ci ha formato. Io ho sempre detto, in un anno per farla abbiamo acquisito le competenze di 10 anni di formazione, ma è solo così, è come in volata, quanto tieni duro, delle volte cadi, però poi alla fine vinci. E noi non abbiamo vinto, abbiamo da imparare tutto, siamo in fase di lancio, ma come anno zero avere 950 partecipanti, 30 province di provenienza, diciamo che già uno degli obiettivi della Via dei Berici è andato insomma ad essere esaudito. Le presenze dei villaggi sono state 9.600, 27 partner coinvolti, e un bene speciale e un grazie speciale va a tutti i volontari che già in questi giorni stanno pulendo i sentieri, anche lì 3-4 squadre di lavoro, persone che non si conoscevano, così, senza sapere nulla, perché era l'anno zero per tutti, si sono date da fare e hanno dato una mano, hanno creduto nel progetto, per cui i volontari sono l'anima della manifestazione, ma in questo caso ancora di più, perché veramente la logistica è molto complessa, perché c'è una logistica di villaggio che è come una grande sagra, e dopo c'è una logistica fuori che è tutt'altra logistica per quanto riguarda permessi, passaggi e quant'altro, quindi ci sono 4 manifestazioni, 5 manifestazioni in una, e i volontari sono fondamentali, perché comunque insomma è una squadra di 200 persone che per la prima volta devono dire sì, io ci credo, per cui grazie, e questo dimostra il grande cuore di noi vicentini e noi veneti. Abbiamo detto 16 comuni coinvolti l'anno scorso, quest'anno saranno ancora di più, soprattutto 350 chilometri di percorsi, ma 5.000 euro donati in beneficenza. La Via dei Berici nel 2018 riusciva a fare tanto in questo senso. Nel 2023 riuscire a ricavare 5 euro a partecipante da donare in beneficenza è una cosa che non è scontata, perché a noi piace la poesia, piace l'amore, ma quando è ora di fare i conti sono sempre dolori. E molti di voi sanno cosa vuol dire gestire una realtà, e sanno che purtroppo spendi sempre il triplo di quello che pensavi all'inizio. I costi al giorno d'oggi, e quando si parla che in 5 anni è cambiato il mondo, sono altissimi, e seppur queste non sono le cifre che la Via dei Berici dava una volta in beneficenza, col tipo di manifestazione che è adesso e con tutte le cose che ci sono, in proporzione è comunque 5 euro a partecipante, ci fa fare delle notti insonni per cercare gli sponsor per andare a coprire questo, e questo è grazie agli sponsor che riusciamo a farlo. Una cosa che noi ci piace è questa qui: attraverso i nostri canali social dall'anno scorso abbiamo intrapreso un viaggio culturale, quindi la manifestazione non deve essere solo un one shot, faccio la manifestazione, ciao, ci vediamo l'anno prossimo, ma deve essere una divulgazione culturale. Ecco che abbiamo intrapreso tutte quelle tematiche che sono la sana e corretta alimentazione, il rispetto della natura, dei boschi, il ciclismo femminile a cui noi teniamo parecchio, i consigli per andare in gravel, per andare in mountain bike. Abbiamo Diego Fortuna, nostro collaboratore nutrizionista, che farà un happening 2 settimane prima dove parleremo di alimentazione, quindi magari l'anno prossimo metteremo le ricette di cucina. Questa, la Via dei Berici, vuole essere a tutti gli effetti, non solo sulla carta, ma vuole regalare contenuti utili e creare una community di persone che dicono caspita, voglio esserci anch'io. Ed è quello che sta succedendo quest'anno. Voglio esserci anch'io, perché
quando tu sei partecipe di questo, sai che nella vita, se sei del territorio, qualcosa per il tuo territorio l'hai fatto. E questo ci sta riempiendo di gioia perché sentiamo proprio l'energia che sta cambiando in senso positivo nei nostri confronti e questo veramente ci fa piacere. Fondazione San Bortolo si occupa degli ospedali di Vicenza ed è la fondazione alla quale andranno i proventi, insomma, questi 5 euro a partecipante, e dell'amico Franco Scanagata, che saluto perché oltre che essere presidente della Fondazione San Bortolo è anche il nostro primo tifoso. L'anno scorso ci ha mandato una lettera che è quella che quasi ci ha, anzi senza quasi ci ha commosso, e ci ha detto sì dai, l'anno prossimo ancora meglio, per cui parte proprio da questo cuore la Via dei Berici. Ovviamente Comune di Vicenza, patrocinio Regione Veneto, ringraziamo tantissimo, Provincia di Vicenza e lì pare Berica, e abbiamo qua Eugenio Conzato e Marco Zecchinato, insomma, che siete gli artefici di questa nuova Via dei Berici. Quando noi veniamo da voi e vediamo l'energia positiva che emanate, sono le pacche sulle spalle in senso metaforico di cui abbiamo bisogno per andare avanti, e grazie perché siete per noi fonte di ispirazione. Questi sono un po' i partner, stiamo cercando partner del territorio, abbiamo fortemente voluto partner del territorio, ci sono state offerte sponsorizzazioni anche da multinazionali, ma abbiamo cercato sempre di temporeggiare con le multinazionali perché vogliamo che ci sia un forte sentimento radicato anche da parte dei partner che devono salire a bordo. Abbiamo magari rifiutato delle cifre importanti perché non vedevamo affetto alla causa. E quindi quando dobbiamo scegliere magari rinunciamo a qualche entrata che per noi sarebbe ossigeno puro perché arriviamo sempre lì, ma vogliamo instaurare un rapporto duraturo con chi è a bordo per creare un ecosistema positivo. Quindi ecco che tutti i partner che vedete, adesso se ne aggiungeranno gli altri, non è solo un discorso di sponsorizzazione economica, ma è un discorso di affetto e perché credono in questa causa. Per cui come noi, anche loro stanno partendo in questo progetto che vuole arrivare a massimo regime 2026-2027 per arrivare veramente a essere l'appuntamento clou di fine stagione per tutte le realtà che ci sono, non solo del ciclismo a Vicenza e in Veneto. Questi sono gli obiettivi. Andremo a fare tutte delle azioni che vogliono far sì che le persone restino nel territorio più giorni, apprezzino il nostro territorio, ma soprattutto anche per gli abitanti stessi capire che non è solo una cosa effimera il turismo in bicicletta, ma è una cosa che va strutturata, va fatta con delle persone preparate, e questo lo si può fare attraverso delle operazioni virtuose come la Via dei Berici e diventare un appuntamento fisso. Creare ogni anno format innovativi. È una tela bianca la Via dei Berici, ecco perché tante volte che noi andiamo dagli sponsor diciamo cosa facciamo, quanto volete, lascia stare quanto vogliamo, quanto serve. Voi cosa vi sentite rispetto alla Via dei Berici? Ed ecco che è una tela bianca da scrivere perché ogni anno ognuno può scrivere il suo quadro, può dipingere il suo quadro, ogni persona che sale a bordo anche dal punto di vista della partnership può proporre delle iniziative. E questo vuole diventare, difatti ogni anno noi cercheremo di inserire qualcosa nuovo, un passettino alla volta, perché se adesso siamo in 200 tra direttivi e volontari, per fare quello a cui vogliamo arrivare ne serviranno 3 volte tanto di persone, per cui passettino alla volta. Vogliamo che diventi... dovrebbe, nella mia testa, Eugenio, i miei sogni dovrebbe durare una settimana. Sai anche te, un po' alla volta devi far portare con te le persone di questa passione e per osmosi devi far vedere che gli brillano gli occhi alle persone. Un po' alla volta la Via dei Berici, insomma dai, un passettino alla volta ce la facciamo. Questi sono i nostri riferimenti web, c'è la pagina Instagram e la pagina Facebook, dove avete visto, insomma, non facciamo solo pubblicità, anzi facciamo divulgazione culturale e anche divulgazione e conoscenza, perché si pensa sempre in questo mondo di overdose di comunicazione che le persone guardino le cose. In realtà in questa overdose nessuno guarda più niente. E quando noi diciamo guarda che c'è sta roba qua a Vicenza, tutti restano a bocca aperta. E quindi Vicenza e Colli Iberici, questo connubio, partiamo dalla città e entriamo nel polmone verde, perché i Colli Iberici a mio avviso dovrebbero essere ancor più patrimonio dell'UNESCO oltre le ville palladiane, perché per i motivi che vi ho detto prima. E poi quando ritorno questo binomio città del Palladio, polmone verde con questa biodiversità unica in Europa, beh ragazzi abbiamo in mano in senso buono una bomba. Per cui la Via dei Berici deve essere il trampolino di lancio di un territorio che definitivamente deve insomma fare il salto di qualità che si merita. Questa è la Via dei Berici, basta, vi ho tediato abbastanza, grazie del vostro tempo.
Grazie Marco, grazie a tutti. Grazie. Grazie, siamo in chiusura. Ringrazio ancora Angelo Fullan, ringrazio Andrea Cazzola, Federico Casalini ed Eugenio Gonzato che sono stati qui con noi oggi, anche il presidente Ciambetti. Io a conclusione non posso che dire innanzitutto ringraziare Angelo di questa esemplare anche illustrazione di quella che è Vicenza, la città di Vicenza e di Colli Iberici. Negli ultimi passaggi ha toccato due temi importanti: Vicenza, città dell'UNESCO, Colli Iberici, territorio che si sta candidando a MAB UNESCO, per cui proprio due temi importanti per far capire dove siamo. Peraltro in una zona completamente accessibile, sia via autostrada, sia via ferrovia, sia con la superstrada adesso pedemontana, ma anche via ciclabile per chi vorrà visitare la città in quei giorni. Per cui ecco, vi aspettiamo numerosi nel primo weekend di ottobre, e anche a fare la via di Iberici o con la gravel o con la mountain bike, vi aspettiamo, oppure anche solo a divertirsi. Grazie e buona giornata a tutti.